e abbiamo chiesto a Zaia di venire in Consiglio a spiegarci cosa non ha funzionato. Certamente ci saranno delle ragioni di natura tecnica, ma noi siamo sicuri che le motivazioni sono derivate dalle scelte di natura politica che il Presidente della Regione del Veneto, ricercando un protagonismo assoluto dentro le conferenze stampa quotidiane qua dentro, abbia delle responsabilità di cui venire a rispondere in Consiglio. Solo che domani, anziché venire Zaia a rispondere politicamente delle sue scelte, si è inventato a colpi di maggioranza lo scudo umano dei direttori sanitari dentro la quinta commissione, anziché dentro la discussione libera e politica del Consiglio regionale. Peraltro contingentando i tempi di intervento dei consiglieri di maggioranza. Cioè di fronte a 2000 morti e di minoranza, di fronte a 2000 morti l'unica disponibilità del Presidente Zaia è quella di concedere ai consiglieri di minoranza 8 minuti per parlare. Noi riteniamo che questo atteggiamento sia inaccettabile e quindi chiediamo nuovamente a Zaia di venire in Consiglio regionale e lo sfidiamo anche sul piano della trasparenza di cui si è vantato nei giorni scorsi. Se davvero vuole che sia fatta chiarezza dal punto di vista tecnico su ciò che è accaduto, noi non ci accontentiamo delle 2 ore della quinta commissione, depositeremo oggi una richiesta per l'istituzione di una commissione d'inchiesta e allora lì sì dove potremo approfondire con i tecnici, tutti i tecnici, non solo quelli nominati da Zaia, per capire cosa è successo da settembre a dicembre nel sistema sanitario veneto che ha determinato il fallimento del modello veneto. Questa è una proposta di deliberazione amministrativa per la commissione d'inchiesta, è sottoscritta da tutti i 10 consiglieri di minoranza. Chiederemo al Presidente Zaia se la vuole firmare insieme a noi, anzi vi chiediamo di farvi portavoce adesso che inizia il tradizionale punto stampa, chiedendogli se vuole uscire, venire a firmare davanti alle telecamere insieme a noi, se davvero non ha paura della verità, faccia in modo che la verità venga discussa nei luoghi adesso a questa funzione pensati, cioè la commissione d'inchiesta. Esca dal bunker in cui sta rinchiuso da 4 mesi, firmi la nostra richiesta di una commissione d'inchiesta e lì saremo disposti ad entrare nel tecnico, perché altrimenti le sue responsabilità politiche continueranno ad essere indiscutibili. Quindi questa è la proposta, noi oggi la depositiamo, siamo sicuri che il Presidente Zaia, se è veramente interessato alla verità, non farà mancare il suo appoggio a questa proposta. Grazie.